Specificatamente oggi siamo qui a Valle Vecchia per visitare degli esperimenti fatti nell'ambito di un progetto europeo quinquennale finanziato dalla Commissione europea e che si occupa specificatamente di controllo integrato delle piante infestanti. Il progetto è iniziato l'anno scorso, nel 2017, e terminerà nel 2022, per cui gran parte degli esperimenti vengono fatti in pieno campo, come vedete, grazie alla collaborazione con Veneto Agricoltura, e sono esperimenti di medio-lungo periodo, cioè di 2-4 anni. Questo proprio per vedere nel tempo come si evolve la flora infestante. Il progetto è suddiviso in vari pacchetti, che gli inglesi chiamano work package, che lavorano su tipi di colture diverse. Colture a file larghe come il mais, con 75 cm fra le file, oppure colture a file strette come i cereali autunno-vernini, oppure colture arboree, oppure agricoltura conservativa. Chiaramente il tipo di coltura mi detta anche le tecniche e gli implementi che io posso utilizzare per il controllo delle infestanti. Per cui, come esempio, qui siamo in una coltura a file larghe e stiamo testando un prototipo di sarchiatrice diserbatrice messo a punto in collaborazione con la Maschio Gaspardo, che permette di contemporaneamente trattare la superficie lungo la fila per una larghezza molto ridotta di 15 cm circa e di lavorare meccanicamente l'interfila. Questo permette una riduzione significativa della quantità di erbicida che viene distribuito e si abbatte questa quantità di almeno 2/3, con indubbio vantaggio sia ambientale ma anche biologico, perché in questo modo io abbasso la pressione di selezione sull'intera superficie e diminuisco così la probabilità di selezionare popolazioni resistenti agli erbicidi.